Purtroppo un'altra vittima sul lavoro in Veneto. L'incidente è avvenuto questa mattina alle 11:15 all'autofficina Mazzon di Marcon nel Veneziano. La vittima è il fondatore dell'autofficina, Damiano Mazzon, di 88 anni. Stava lavorando al tornio, una macchina per il trattamento dei metalli, quando è rimasto schiacciato dall'apparecchiatura. Immediati gli interventi dei soccorsi, sono intervenuti i vigili del fuoco che lo hanno liberato dalla morsa, una morsa che però gli ha provocato gravissime lesioni, infatti è morto poco dopo. Intervenuti anche gli esperti dello Spisal per accertare le cause di questo incidente. Damiano Mazzone viveva al di sopra dell'autofficina che oggi è gestita dal figlio e stava appunto impegnato in un'attività all'interno dell'autofficina, e purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. Intervenuti anche i carabinieri e quindi ora la dinamica dell'incidente è al vaglio degli inquirenti, che dovranno anche verificare se appunto le norme sulla sicurezza sul lavoro sono rispettate. Una persona, un gran lavoratore, praticamente ha sempre lavorato, parlava poco, era uno che addirittura anni fa ha perso la moglie su un incidente stradale. Era col carro attrezzi qua nell'officina, a Mira, e praticamente ha fatto uno scontro frontale e è morta la moglie. Aveva subito questa disgrazia qua. Un attore, però tranquillo, era uno che parlava poco, lavorava e basta. Era di Marcona lui, giusto? Abitava qua sotto. Sempre sì, nato per tutto qui, insomma. Sì. Questa officina. Lui praticamente avevano, tutti i fratelli lavoravano, avevano scavatori, praticamente lui in casa ha sempre fatto anche da giovane, il meccanico, riparava i mezzi della famiglia. Perché... Quindi continuava a lavorare anche nonostante No, era sempre qua in giardino, era sempre seduto qua sulla panchina. Infatti io passavo sempre e parlavo con lui. Sulla panchina dondolo qua? Sì, era sempre fuori, perché abita qua sopra, i figli qua, però